avete detto una cosa molto importante secondo me all'inizio, l'hai detta tu Mirta, cioè quando appena la pandemia, come dire, si abbassa un attimo, no? Si abbassa un secondo la pressione, riesplodono tutti i problemi e allora se uno la guarda da questo punto di vista si dice vabbè, quindi l'avete utilizzata per cementarvi, per stare lì dove state. L'ultima cosa che vorrei dire, io ho sentito per l'ennesima volta dire questa cosa dell'estate, anche il professor Crisanti, però se andiamo a vedere i numeri non è assolutamente vero che l'estate è stata questa, come dire, il piacere, il godimento sperimentato nell'estate ci hanno portato al disastro. Basta vedere i numeri dei contagi quando risalgono, basta vedere anche i modelli che cioè, ha per secondo te esempio cosa è stata? presentato La il fisico. scuola, cosa è stata? Ma non è che secondo me, ho visto anche i dati che ha presentato il fisico Battistone, che Sì. certo non è un giornalista, ma i numeri dei contagi, anche l'RT, cioè si vede che con l'apertura, la riapertura delle scuole, quindi la ripresa dei trasporti mal gestiti, quando si è ricominciato ad andare a lavorare, su questo farei ovviamente rispondere subito Crisanti, maniera... perché naturalmente si può dire qualcosa in più e poi arrivo da Cancelleri e da Fontana. Crisanti, prego. Ma guarda, è stata una combinazione perché dopo l'estate i casi erano pochi e quindi era possibile gestirli con il sistema di tracciamento che avevamo a disposizione. È chiaro che con la riapertura delle scuole e la riapertura di tutte le attività produttive abbiamo offerto al virus grandissime possibilità di contagio col sovraffollamento dei trasporti ed è chiaro che il numero dei casi è esploso. Guardi, questa è la ragione per cui avevamo proposto un piano per potenziare le misure di sorveglianza, perché il vero fallimento è che noi avevamo in mano una situazione che era gestibile e ce la siamo lasciata sfuggire di mano perché 5 mesi sono stati buttati fondamentalmente e su questo concordo con quello che è stato detto. Non è stato il problema delle vacanze sicuramente è stato un po' di malcostume e di poca responsabilità, ma il vero problema è stato che questi casi residui che ci siamo portati appresso nel momento in cui sono ripartite le scuole. Quindi scusi professore, lei la prevede una terza ondata, per capire? Guardi, ma la terza ondata non c'è bisogno di previsione, è una certezza in queste condizioni. Ok, va bene, so che deve andare, la ringrazio moltissimo, ci vediamo molto presto. Nel frattempo voglio dirvi, lo dico